che ci porta poi direttamente in piazza Madama, Sì. il 1° marzo, l'abbiamo detto, con coloro i quali sono in realtà, come dire, l'anima di questo San Salvario Emporium, che sono anche un po' l'anima di Edicolando, perché è grazie al loro incontro che siamo entrati, diciamo, in questa sorta di edicola Esatto, un po' noi metafisica. dobbiamo tanto come molti, Gli dobbiamo tanto, come dobbiamo tanti tanto, in questa città. anche se adesso sono distratti. Sono distratti perché loro sono fatti così, soprattutto Alessandro lo sa come lui, anche quando fa, per esempio, a volte fa anche il modello, ha fatto anche l'indossatore. Sì, l'ho visto, L'hai visto? certo, l'ho commentato anche. Però lo fa. È bello perché si sta animando la nostra platea, la nostra piazza. Immaginiamo che si tratti di una piccola piazzetta dove la gente si scambia numeri di telefono, indirizzi, alcuni, sì. ecco, nascono anche delle amicizie, tra Sì, l'altro, le cose non più solo belle degli interessi. dietro la camera succedono delle cose. Sì, succedono chiaramente dietro la camera, ma a questo punto facciamo entrare il patron di ha detto bene. San Salvario Sì, Emporium, sì. Grazie ad Alessandro Maioglio e Erika Qualic, o Qualic con la C, ecco, che accogliamo con un applauso. perché... Alessandro Maioglio e Erika Qualic. Noi non sapevamo se sto cognome Erika, che tra l'altro ci danno anche da lavorare, quindi fate un bel applauso, perché... robusto, Sì, robusto, ecco, rispetto, grazie. Lei, dottore, allora, hanno tutti citato questo Emporium, San Salvario Emporium. Sì. Quindi, come cappero ti è venuta l'idea di fare? Adesso che edizione... quanti anni che c'è San Salvario 7, Emporium? questo è il 7 settimo anni. anno. Settimo anno e sempre avuto la stessa sede, sempre in piazza Sempre Madama. Piazza Madama, sì. Perché San Salvario? Perché proprio in quel quartiere far nascere un'iniziativa così? Ma perché noi ci siamo trasferiti a Se è San una domanda Salvario. del cazzo dillo. No, però no, effettivamente è stato troppo. perché Ci costruiamo qualcosa Sì, intorno, poi magari ne parliamo No, dopo, però- però questo potevi evitare. Vabbè. Ok. Comunque no, ci siamo trasferiti a San Salvario una decina d'anni fa, per ragioni varie, fondamentalmente perché ci piaceva. Sì, come piace andare a vivere a San Sì, Salvario. sì. Man mano conoscendo il quartiere eccetera, quindi era il quartiere della Vitturna, Esatto. ci siamo interrogati su cosa potrebbe cosa manca in questo quartiere, nel senso cosa potrebbe, guardandoci un po' attorno eccetera, cosa potrebbe caratterizzare ulteriormente Un quartiere che è già caratterizzato esatto. da tante cose. Ci viene in mente il mercato, ma sull'idea di un Brick Lane piuttosto che Mauer Park, questi progetti. Quindi partiamo con l'idea, proviamo a Tutti fare i posti il che lei ha mercatino. frequentato tantissimo, dottore. Senti, no? non so di cosa stai parlando, ma vai avanti, Maioglio. Lui lo sa che... Lanciamo appunto questo mercato di giovani creativi eccetera, così partiamo con una prima edizione di 35 espositori che ci dicono ma che bello, cioè, Quindi commercio all'inizio avete detto facciamo una roba assolutamente, puramente- l'idea era facciamo il market dove nella sede del mercato rionale appunto sotto però dove refettorio, si guarda un po' alla sostenibilità, si guarda a un certo tipo quello di, in realtà è di arrivato, prodotto, è però arrivato, un certo nel tipo di senso- prodotto di nicchia, come dire, non sì, proprio, diciamo che in 7 anni siamo arrivati. Ecco. Insomma. Sono stati gli espositori stessi che ci hanno detto guardate che questa cosa esiste in Italia. Vabbè, allora iniziamo a vedere i riferimenti eccetera, capiamo il mercato evolve, cresce come numero di espositori, intorno a quello iniziano a nascere tutte quelle che sono le attività collaterali e inizia insomma anche il nostro percorso all'interno di questo nuovo artigianato, chiamiamolo così, quello che è definito più artigianato digitale piuttosto che è anche artigianato tradizionale, quindi da una fiera che di però paese, insomma sì, diciamo, sì, siete con partiti un'estetica come fosse, nuova eccetera, esatto, la fiera dei vini, però poi man mano avete anche voi raggiunto una consapevolezza diversa e siete riusciti ad aprire anche a prodotti di un certo tipo e a guardare alla sostenibilità, all'ambiente. quello sì, cioè, diciamo che è un percorso personale che poi abbiamo questa iniziativa, proviamo a veicolare anche determinati messaggi, Certo. cose eccetera attraverso. E adesso siete un punto di riferimento perché tutti gli ospiti che abbiamo avuto sino adesso hanno citato Tutto voi, tranne che l'artigianato, tutti, tra l'altro. tutti come contenitore delle loro idee, Anche delle per loro noi siete un iniziative. punto di riferimento. Anche ma per è noi chiaro, siete diciamo. un punto di Siete un riferimento punto di perché riferimento. voglio Allora, dire, riusciamo a portare un pezzo di pane anche grazie a
San Salvario Emporium, che ha una cadenza mensile. Mensile, all'incirca mensile, sì. Sì, quindi da 7 anni cadenza mensile, è Adesso diventato un appuntamento ormai mensile. Sì, non faccia lo spiritoso, ma è già lo diventato ormai facciamo un noi. appuntamento fisso, un punto di riferimento. Ecco. Anche delle sue domeniche. Allora, è uscito il calendario di quelli che saranno, insomma, tutte le attività del 2020, quindi insomma andate sulla pagina sansalvarioemporium.com, eccetera. Comunque Vogliamo ogni prima far domenica dire del due mese. cose No, anche- io volevo Certo, dire, certo. esatto, a No, proposito... io sono una valletta. No, Ah, Erika, ok. intanto devo dire che il dottore è rimasto così molto colpito da questa cosa che ha il cognome Quali, ci ha detto, ma quindi straniere? Erika? No, no, Vedi no, che no. no, esatto, Infatti glielo ho spieghi detto- lei, glielo spieghi Ma lei no, che- perché io avevo detto, perché ci conosciamo, nel senso l'ho vista più volte, ho detto aveva buongiorno, buonasera, senza conoscenza, Cortesia sabauda. esatto, poi sapendo che massimo sì, sai. Ho detto, però aveva la faccia da straniera. Ecco. aveva una faccia esotica, una faccia esotica. E invece questo no. cognome Invece no. E invece no, era solo per chiarire. Immigrata di seconda generazione. Di seconda generazione, tu di cosa ti occupi noi sappiamo che lui è il patrono. Faccio San Salvario Emporium. No. E io so che l'idea è tutta tua, lui poi si è accollato adesso. No, in realtà la dinamica di coppia anche nella professione è che lui è il visionario e io sono un po' quella che cerca mette di... i piedi per te, coi piedi per terra cerco realizza. di guardare quelle che sono un po' le vie da battere. deve far tornare i conti, Come diciamo. io e Mauro. Ecco, detta proprio Ma esatto. io sono quello più visionario, Sì. poi Siamo Mauro messi bene. fa i conti della Li serva. faccio io i conti, siamo messi bene. E siamo a posto, per Chiaro, quello siamo chiaro. tutti e due dal... Vabbè. Va bene. Quindi gli appuntamenti li possiamo trovare sul sito, Sì, assolutamente, sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram. Facebook, quindi San Salvario Emporium San Salvario o San Salvario Emporium, prima San Salvario poi Emporium, Piazza Madama Cristina, la prima domenica, di solito è la prima domenica di ogni mese, se Esatto. a parte eventi climatici o quant'altro. Ecco. Noi abbiamo sfidato noi comunque, sfidiamo, abbiamo sfidato anche la neve sfidato una volta, un nevischio. un nevischio, E cosa quindi- vogliamo aggiungere ancora, visto che è uno spazio che noi lasciamo sempre un po' un Allora, pezzo di sento carta di dover bianca. aggiungere che da quest'anno San Salvario Emporium è entrato a far parte di una rete del quartiere che è Closet, che è una rete di attività di negozi di ricerca, laboratori, artigiani che hanno la loro vetrina su strada in San Salvario Ecco. e hanno deciso che in un quartiere che ha tante vetrine abbassate ma che di natura è un quartiere dedicato proprio alle attività artigiane. Sì, perché è molto vivo, un quartiere molto artigianale, no, però fatto di Sì, no, tante di botteghe, attività di quartiere, attività di certo. quartiere, botteghe artigianali, quindi hanno aderito in molti o Hanno tutti? deciso, ma al momento siamo una decina, ma ci stiamo espandendo come un virus. Benissimo. Come quello che ho io, però no, l'idea è essenzialmente che l'unione fa la forza, è un modo per mettere in rete competenze, darsi una mano e creare qualcosa di concreto che possa essere un'alternativa allo shopping del centro, che a volte è un po' come dire alienante. Sì, bello, bello questo. Poi hai lanciato un bel messaggio, questo vale in tutti i settori della vita, cioè l'unione fa sì che si è sempre più forte. Fa la forza, fa la forza. Fa la forza. Va bene. Grazie allora per essere intervenuti in questa prima, come dire, è anche un po' un pezzo vostro, ridicolando, perché noi siamo nati in piazza Madama, piazza, in sì. piazza Chiaro. insieme a voi. Dei quindi trovatelli. esatto, adesso ci siamo trovati una casa e chi ci muove di qua. Va bene. Va bene. Allora, Quindi ringraziamo Alessandro Maiolio, Erika Qualic, i patron di San Salvario Emporium. Grazie, va bene, dottore. ragazzi. Grazie mille. Grazie. Noi Intanto qua mangiano e bevono. no, adesso ma- faremo anche noi una breve pausa, anche perché Sì, una breve pausa perché c'è adesso la seconda parte, nel senso che ci saranno tanti altri ospiti. Nella terza parte è lunga, ma sembra lunga, ma non lo è perché poi sono chiacchierate. Avremo degli sportivi, degli atleti professionisti, quindi avremo due società sportive che hanno portato degli atleti professionisti. Parleremo nell'ambito del pugilato, avremo due atlete
professionisti, quindi parleranno di box e box femminile, quindi sono tanti tante gli cose, poi argomenti, tanti tante argomenti e anche tanta musica, che poi dopo le 10 ci sarà anche una jam session con Hermes e tutti i suoi amici. Adesso ci fermiamo un attimo e poi torneremo qui per parlare con insomma, di riuso e di altre Sì. cose interessanti. A tra poco. A tra poco.